Il sogno di Manuel Bortuzzo è quello di tornare a camminare, è ovvio, non lo perderò mai, anche quello di vincere un'Olimpiade, anche quello di realizzarsi nella vita, di far stare bene le persone che ha a fianco, quindi sono tanti i sogni, come sono tanti i sogni di questi ragazzi e oggi spero di averli fatto capire che non devono mai smettere di credere nei sogni, mai smettere di credere in quello che vogliono, che nessuno potrà mai fermarli se loro qualcosa la vogliono davvero. Un messaggio semplice quanto dirompente, quello che Manuel Bortuzzo ha lanciato ai ragazzi della scuola secondaria del Collegio Pio X di Treviso, rapiti da una storia diventata emblematica nella sua crudeltà. Era il febbraio del 2019, esattamente 2 anni fa, quando Manuel, per uno scambio di persona, rimase coinvolto suo malgrado in una sparatoria a Roma. Il coma, il risveglio, la paralisi alle gambe, la lenta rinascita. Proprio lui, giovane promessa del nuoto italiano. Una vita stravolta ma non interrotta, che grazie a coraggio e disciplina si è rinnovata tra allenamenti in vasca e lezioni di piano. Il lavoro principale per poter credere in noi stessi lo dobbiamo fare noi per noi stessi, nessuno lo farà mai per noi come lo possiamo fare noi. Tante le braccia alzate, tante le curiosità di fronte a un ragazzo alla fine che ha pochi anni di più, 21, ma che sembra già un gigante. Gli incontri come quello di oggi sono importanti proprio in momenti come questi, quando i ragazzi si trovano in una situazione di disorientamento generale, perché la vita un po' ci sfugge, un po' sfugge loro, un po' sfuggono i punti di riferimento. Sono curiosi e io di questo sono contentissimo perché se la curiosità parte proprio dai giovani, dove è lì che si può attuare proprio il cambiamento, è una cosa bellissima, quindi curiosi un sacco e persone che sanno ascoltare, quindi super super felice.